canzone di Cesare Cremonini per questa estate del 2010, si chiama Mondo. Pronto? Oh, pronto. No, mi scusi. Iachino sono, quelli, l'ho capito. Iachino, sono Fabio. Perché ce li chiamo, Fabio? No, mi scusi, stavo rispondendo soltanto e stavo seguendo un po' l'andamento della canzone. Ma quale canzone è, scusi? È la canzone nuova di Cesare Cremonini, si chiama Mondo. Cesare Cremonini. Ma chi è? Giocatore di pallone? No, è un cantante, si ricorda? I Luna Pop. Qua si parla solo di pallone. Io chiamo dal Sudafrica. Oh, bene. Scusa un attimo, mare! No, ma che impare? Mare, levo del minuto non gioco con telefono non biglia! Sì. Scusi, devo urlare. Beh sì, mi rendo conto. Che caso sono tutte sudafricane, capisci? Sono Sì, sudafricane, non sì, capisci? esatto. Non è a casa a condannato l'inferno, staranno gente di tutto il mondo, a proposito del mondo. E tu sì. Che ora c'è il campionato mondiale di calcio, no? Tutto mondo, certo. E quindi abbiamo avuto magari operai che hanno travagliato con noi di tutto il resto del mondo. Oriundi, quindi. Oriundi. Non so, ci vanno su giunti, però a quanto travagliano. È che è una cosa importante in questo periodo, ci mancherebbe poi lì. Abbiamo operai di tutto il mondo, sai? Intanto ci sono i sudafricani. Sì, esatto. Che sono da qua, giusto? Poi c'è magari uno romeno che si chiama Mutu. Sì. E uno che dice che è cieco. Sì. Ma non perché ci vero buono, giusto? No, aspetta, ricapitoliamo un po' allora. Quindi. I sudafricani. Sudafricani. Poi. Uno romeno che si chiama Mutu. E poi c'è uno cieco. Ceco. Mi disse, io cieco. Della Repubblica Ceca. Tu sei cieco, io sogno papa. Ma che se cretino per davvero, gioia. Comunque, basta, che fra i ciechi, muti e sud siamo consumati. I sud sono solo africani. Africa, meno male che ci siete voi, però, che insomma date un tono di professionalità, insomma. Veramente. Bene. Poi in auto mi dissi, io coreano, sì. Dissi, io bigattino. Che ne saccio io? È giusto anche questo. Ognuno ha il suo metodo, ci mancherebbe. Io Orazio vengo babbo. Orazio, arrimino, Orazio. Scusa, che sta facendo, Orazio? Amico, vieni a mutare sto leopardo menuto, sto leopardo, Come un leopardo, scusa? No, che è un leopardo così? Ma che senso? Compagnia, diciamo, un animale di compagnia. Come? Lei va in giro con un leopardo? Volevano vendere lì a farlo, ma non mettevo, ma che fa, schizziamo? Non mettevo lì a farlo, lei stesso, signor Famoso. No, ma ci mancherebbe. Lì a farlo, mi raccomando, però. Lei là non mettevo lì a farlo. No, una casa piccolina. A Catania lì a farlo. Sì, esatto, però attenzione, non faccia quella cosa ignobile di abbandonare il leopardo durante l'estate. Non lo faccia, Qua c'è scritto non abbandonare i leopardi. Esatto, se lo vuole abbandonare lo abbandoni lì comunque. Non se lo porti qui, magari lo abbandona sulla strada per Acireale, no? Mare, tieni il leopardo, vieni a casa, che sono sudafricane. Mare, vieni a casa, mare. Scusi, lei lo chiama Mpare, come vuole. Ma come vuoi chiamare? Ma non lo so, utilizzi l'inglese, my friend, qualcosa, Mpare. Come si dice? Dica my friend, hey guy, sei guy tu. No, sei guy. No, non mi dica sei guy. Ma che mi è male, dica non avvicinare che ti sogno leopardo, senti. Dica my friend, hermano, qualcosa. Hermano, my friend. Hermano, così hermano. Mon ami. Dica mon ami. Mon ami. Sento come cane, purinciolo, ci vuole dire, come si chiama? Black Little Boy. Non gli dica Black Little Boy. No, Black Little Boy, no. Perché non sta fanno un euro, andare. Sta incazzando. Il leopardo, non ti sei pieno con guinzaglio, ma ce l'ha la museruola questo leopardo? La museruola, come no? Non si usa, non esiste. Ma scusi, quanto le costa mantenere un leopardo? Orazio, Rimina con un cucciglio sta imbagando, andai pignata, Rimina. Ah, che schifo! Oggi con un cucciglio a Broro. Ma che schifo! La fine del mondo. Mi hanno detto che sa di pollo. Il rinoceronte all'acqua pazza, il rinoceronte all'acqua pazza, a casa non isciano pazzi tutti. Ma che padellone ci vuole per fare un rinoceronte? Alla vostro giorno c'era un problema perché c'erano gli operai, questi sudafricani, questi neri, no? Sì. Che sono sudafricani, che stanno travagliando con noi giustamente. Io che fa? Non li invitiamo a mangiare. Ma ci mancherebbe. Ora adesso ci viene l'idea giusto, insomma, va, sa sparavo, disse ragazzi oggi spaghetto con euro, che io sti mica scappano tutti, se scandalo.
Se scanna c'ha a assicurare, vuol dire la può fare assicurato, lo leopardo per tornare a riere. Meno male, quindi. Meno male che c'è il leopardo. Stavo sonaccio, tu un civino, un spaghetto con euro in Sudafrica, ma che stavo scherzando? O quantomeno non è stato scaltro a specificare il euro dei Sicci. Esatto, bravo, cioè, danno dopo, perché effettivamente. ma i Sicci ne conoscono? No. Che ha un euro dei Sicci, un fanno che pigliano i testicoli, diciamo, del coso del Mi sta venendo del facocero, conosci il facocero lei? Non lo conosco. Prende il testicolo del facocero e pare che un euro dei Sicci si trova dentro il testicolo del facocero. No, guardi, Non lo sapeva, non lo voglio. Io ero un ignorante. Guardi, mi fa veramente impressione questa storia. Ma lei l'ha mangiato mai, No, per esempio? no. La parmigiana di cobra l'ha mangiato mai? No. La parmigiana di cobra. Ma scusi, nella parmigiana di cobra ci va il prosciutto o la mortadella? Ce l'ha la mortadella di facocero, sempre il facocero di prima. E le Era uova? invece di poco senza cura, una cosa E le uova dure? Uova di cosa? uova a caccia nelle rotti maniere. Intanto con le uova di struzzo. Sì, esatto. Oggi non voglio cucinare, mi faccio un uovo fritto. E t'abbatte per esempio un uovo di struzzo, che mangi chi ne ci onna. A parte con colesterolo perché era andare ricchi, giusto? Ecco. Che era una cosa terribile. Che è una cosa bellissima. Però Però. ci disse, senta, io oggi fame non hai, ero in un bar, ci senta, ma lo fa un uovo fritto? Io mi portavo un uovo, che c'è cosa, vuol dire in ciuccone te ne noto un camion e metti l'ultimo piatto, una cosa terribile, guarda. E 3 camerieri per portarlo. Ci sono 8 kg di pane per bagnare il millo, una cosa terribile. Scusa, a me non mi visto un chiudo, no? Che io mi mangio picca e picca. E quindi dicevamo sulla parmigiana di... Ci va l'uovo, un chiudo di struzzo, Esatto. tagli a dischi proprio, Esatto. che è una specie di frisbee di vendono, dischi, e poi Sì. si mette dentro con la parmigiana fino alla fine del mondo, di Bene, cobra bene. con la mortadella di facocero. Di facocero, bene, bene, Ormai bene. stiamo imparando tutte queste cose, capito? Ho capito, bene, bene, così avrete modo di esportare questa Un cucina. attimo, Leo, vieni qua, Leo. Scusi, come l'ho chiamato? Leo. Come Leo? Leopardo, Leo. L'ho capito, però... Lo chiamo Pardo. Poteva chiamarlo con un nome classico da leopardo, tipo Ma perché Bobby, Leo, no? Billy, Black. Ah, perché secondo lei le leopardi si chiamano Bobby, Billy, Black, a Catania forse, ma non ca. Vabbè, comunque, insomma... Non esiste, qua si chiama Leo, Leo. La prego, però mi tranquillizzi. Lascia sto muratore, stiamo Ma mangiando un muratore. Mamma mia. Ma metta una museruola, ma metta una museruola. Mi ascolti. Settimana ha muzzicato, c'è un muratore e uno si mangiava usare le cose da parte. Non lo dica una cosa da non lo dire, dica. che poi a notte c'è il dolore di panza, No. c'è le coliche, cose. Vieni qua, Leo, vieni qua, lascialo perdere chi sono, è buona, ma non la panza, vieni qua. Rutta una manicola. Cosa ne pazzo, Allora- allora poi sta cala, sono qui chi è, capito? Io un leopardo poco tosto, Allora, ascolti. Questo leopardo lei lo trasporterà sicuramente, perché abbiamo detto che non lo abbandona, quindi lo trasporterà. Ma come lo trasporta qui in Italia? Ammesso che abbiate intenzione di tornare in Italia. 226. Come? Se ci capiamo un altro, ci può venire Leo. Al limite lo può mettere sul tetto. No, mettiamo dai mezz'ora terrere. Attimo peluche. Con la zampetta, effettivamente. Certo. Non è una cattiva Ma poi idea. ormai il coraggio sai che sono affettuosi, tutto Sì, noi, sai? sì, Proprio sì. insieme a notte. Ah, bene, Io bene. so moglie tutta la cura. Non è, Orazio. che per caso sbaglia qualche notte, lo Orazio, scambia per un vai. muratore Orazio, di ci quelli. resta, vado, vero sto cutardazzo, Sì. come da risichi. Ho capito subito, sai, ma Patti devo battere chiari, molto spiglio, intelligente, bene, patti chiari, amicizia lunga. Va Bene, bene, va, bene. avanti, la lascio che devo Io andare la a scannare saluto. un antilope, che domani andiamo a che mangiare a lunga, ma fare la salsiccia di antilope Schifo. e poi domani ci andiamo probosci Gratin. fatta al gratino il ripieno però. Buono. Probosci di ripieno, per fare un ripieno non da probosci, lo sai Sì, che ci vuole, ho capito, ho infatti io capito. mi stai sperimentando una cosa. Mm. Ci resta Orazio, prepara la modica, Sì. faccio tutto il condimento, fumaggiazzo, metterci che tu posso dire un po' di penole, l'uva pazza, fai la modica come per fare un ripieno, giusto? Mhm. Pigliamoli e fanno quando ancora c'è che è vivo, ci diciamo vieni a cammare adesso che di questo ripieno. Sì, di questo ripieno. Come io ti arrivato con il ripieno, Sa. l'ho giocato tutto, sa, un colpo da fronte, a questo è già la probosci del ripieno, capito? Bella idea, bellissima Come ti idea. pare? Complimenti. Orazio, Fabio, approva. Approvo. E per dolce salame turco, anche a dirlo. Ma perché dici stai minchiato, scusa, che fa lo spiritoso, non ho capito, No, che no, cosa volessi sì. dire lei con questo salame turco, scusi? Lei che cosa vuole dire? Mi è venuta in mente, pensavo un'idea, perché voglio dire, come do... Leo, Senta, assolutamente, ma come si fa? cosa sta facendo adesso? Niente, ormai sono spuppato, Ma come? Ho suonato, Sandro, lei non stossa. Ma io spero che lei stia scherzando, guardi. Perché... Evitare, le c'è l'orazio fa un broro.
Va bene, ti saluto. Va bene. Siamo famosa. Ti saluto anche Noi lei. siamo qua, aspettiamo l'inizio del campionato mondiale. Statevi lì, va bene. No, stiamo trovando troppo buone. Ci piace questa vita all'aria aperta. Lo ci piace, sento. ci piace. Bene. Arrivederci, Buona giornata e buon arrivederci, pranzo, grazie. buon A lei, pranzo, buona buon giornata, pranzo. grazie.